Manuel e ho 31 anni. Mi chiamo Melinda e ho 21 anni. Mi chiamo Valentina e ho 22 anni. Il motivo principale per cui sono diventata donatrice è perché gli hanno trovato la leucemia a mio fratello e quindi i medici hanno deciso di vedere, se eravamo compatibili e alla fine così è stato. Uno dei motivi principali, anzi il motivo principale per il quale sono diventata donatrice di midollo osseo è stato per Dani. Vedendo com'era lui, cos'era la leucemia, com'era la malattia, ho voluto anch'io contribuire per dare a qualcuno una speranza di vita. Sono diventato donatore di midollo osseo dopo che mio fratello si è ammalato e dopo diversi esami e quando la chemioterapia non dava gli effetti che speravamo, mio fratello ha fatto un primo trapianto con le proprie cellule. Inizialmente andava tutto bene, poi ha avuto una ricaduta, ha fatto un secondo trapianto da donatore esterno. Di questo donatore ne sappiamo solamente che era tedesco. Purtroppo anche questo secondo trapianto non è andato a buon fine, ha avuto un'ulteriore ricaduta e quindi i medici hanno deciso di fare un terzo trapianto con le mie cellule, sebbene avessimo una compatibilità solo del 50%. No, adesso vorrei far vedere al pubblico e a tutti voi un'esperienza diversa. Se prima abbiamo parlato di un caso meno fortunato, adesso vorrei parlarvi di un'esperienza diversa, che è quella del fratello di Melinda, che nel 2015, ovvero l'anno scorso, ha avuto un problema di salute che ha avuto un esito positivo, quindi una risoluzione grazie a Melinda, che ha donato le cellule staminali del midollo osseo attraverso la cresta iliaca. Allora, mio fratello era un paio di giorni che aveva la febbre e siamo andati dal medico di famiglia che gli ha prescritto di andare a fare le analisi del sangue e così di punto in bianco gli ha prescritto di fare l'emocromo, cosa che di solito non. Il medico ci ha chiamati dicendo che c'era qualcosa che non quadrava e sono andati, mia mamma e mio fratello sono andati su in un ospedale a Pordenone il pomeriggio e lì gli hanno rifatto una serie di esami e che poi alla fine è venuto fuori che aveva la leucemia. Un fulmine a ciel sereno, era una cosa che proprio non saremmo mai aspettati di avere in famiglia. All'inizio con le chemio e c'era il primo ciclo di chemio, poi quando si è visto che non reagiva, cioè le cellule malate non venivano sconfitte, hanno deciso di arrivare al trapianto. Qualche mese dopo è stato deciso di fare gli esami l'esame della compatibilità e hanno trovato che io e mio fratello eravamo compatibili al 100%, cosa che non è sempre, cosa che non accade sempre, perché la compatibilità tra i fratelli è il 25%. E la notizia ci è arrivata dopo qualche settimana, infatti siamo tutti stati abbastanza euforici, contenti. Io non mi sono neanche posta il problema di oddio lo faccio o non lo faccio, perché ho detto è mio fratello e il medico che mi ha spiegato un po' come funzionava il trapianto, che tipo di trapianto, di espianto avevano deciso di fare per me, che può essere fatto dal sangue periferico, dalle creste iliache, l'anestesista e dopo le ultime due visite a Trieste che ho fatto mi hanno prelevato il sangue per farmi l'autodonazione dopo il trapianto. Mi hanno fatto l'anestesia totale e sono stata dentro 2 ore e mezza più o meno, una roba del genere, e mi hanno fatto svariati
tanti buchetti sulle ossa del bacino, sia davanti che dietro. Mi hanno prelevato 1 litro di midollo osseo e finito l'espianto mi hanno riportata in camera dove mi hanno praticamente rimesso dentro il sangue che mi avevano tolto le 2 volte prima che ero andata su, e nel mentre mio fratello gli stavano facendo il trapianto di midollo, che è una sacca di sangue praticamente normale. Cioè il secondo giorno si è un po' indolenziti, ma è una cosa normale, però sono cose che fai e... Però moralmente ero abbastanza soddisfatta di aver aiutato mio fratello, e infatti da quel momento lì siamo tipo... Dopo che mi sono svegliata ci siamo mandati un messaggio e lui mi ha scritto siamo diventati gemelli, una roba del genere. Tantissimo, adesso siamo un po' più legati, un po' più affiatati. E tuo fratello come sta adesso? Mio fratello, a distanza di quasi 6 mesi dal trapianto, sta molto molto bene. Si sta sgonfiando, era diventato un palloncino a causa del cortisone, e le analisi che gli fanno una volta al mese sono tutte positive, anche il midollo al mio ha attecchito bene, quindi sembrerebbe sia fuori pericolo. Il 20 maggio abbiamo fatto il trapianto e noi ogni 20 del mese festeggiamo il nostro compleanno, anniversario della riuscita dell'intervento. La donazione sono stata ricoverata una domenica e lunedì mattina ho fatto l'espianto, è durato 2 ore e mezza in anestesia totale. Durante l'espianto poi mi sono state rimesse dentro 2 sacche di sangue di autodonazione che avevo fatto in 2 giornate separate, e niente, al risveglio era come se avessi preso una botta di freddo, quindi un leggero indolenzimento. Io ho donato dalle cristalliche, quindi l'ossa del bacino, ho preso una tachipirina in ospedale e una al giorno dopo. I miei amici e parenti, genitori sono molto contenti di quello che ho fatto, perché sanno che ho fatto una cosa importante, sanno che ho potuto aiutare una persona. Credo che molte persone siano reticenti nella donazione del midollo osseo perché non conoscono il procedimento, o quando lo vengono a sapere ormai è troppo tardi, visto che la fascia d'età in cui si può diventare possibili donatori è abbastanza limitata, dai 18 ai 35 anni. Questo perché è importante che il midollo del donatore sia giovane, e quindi molte persone in questa fascia d'età non sono informate correttamente, e quando diventano un po' più grandi e si avvicinano di più al problema, conoscendo magari dei familiari, degli amici che hanno questa problematica, ormai hanno un'età che non rientra più in questo limite per poter diventare dei donatori. Nel mio caso, quando mio fratello si è ammalato, essendo molto giovane, molte persone si sono avvicinate e hanno chiesto informazioni su come poter diventare donatori, su come poter essere d'aiuto. La prima volta che sono venuta a conoscenza di ADMO è stato a scuola, con il gruppo a scuola, e in quell'occasione hanno parlato oltre di ADMO anche di Avis e di AIDO. In quella sede a scuola alla mia compagna di classe avevo detto io mi do l'osseo, non lo donerò mai. In seguito a un video che sarà stato mostrato in cui non era molto chiaro come veniva fatto e cos'era, e 4 anni dopo, vedendo Daniel, poi anche mia sorella mi ha spinto a andare a tipizzarmi. 4 anni dopo aver detto io mi do l'osso, non lo donerò mai, ho donato mi do l'osso. Sapendo che la percentuale di compatibilità è veramente bassa, 1 su 100.000, devono veramente andare ad iscriversi, a registrarsi a questo registro internazionale il numero maggiore possibile di persone.
Sono stata più volte in ospedale per fare esami approfonditi, perché deve essere dichiarato idoneo, quindi fai una serie di esami e devono andare a vedere quanto sei compatibile, quindi ho dato anche 2 fialette di sangue, quindi è questione di 5 minuti come quando si vanno a fare l'analisi del sangue e vanno a vedere se veramente c'è la compatibilità al 100%. Non è detto che poi si venga contattati, appunto per il fatto che la percentuale di compatibilità con un'altra persona è veramente molto bassa. Più siamo ad iscriverci, più possibilità diamo a un possibile malato di trovare la sua anima gemella a livello genetico. Nel caso di mio fratello ci sono stati dei periodi in cui dovevamo aspettare la telefonata dall'ospedale in cui ci comunicassero abbiamo trovato una persona compatibile, e in quei periodi sono veramente difficili perché sai sempre che aspetti che il telefono suoni e che ti dicano l'abbiamo trovato, e quindi hai una speranza di poter guarire.